Domenica 28 settembre sul campo comunale di Belfiore incontriamo la Belfiorese. È la terza partita di campionato, le prime due le abbiamo perse, è quasi uno scontro decisivo per la nostra rinascita. I 3 punti erano indispensabili, in qualche maniera li abbiamo portati a casa. Il gioco non è ancora quello a cui siamo abituati, ma il risultato ci lascia sperare. Dirige l'incontro il signor Akram, coadiuvato dai signori Zausa e Marana. Primo tempo, batte la Belfiorese. La Belfiorese parte subito attaccando, dopo qualche batti e ribatti fra gli attaccanti e i difensori, Chiacchieroli la mette per Diagne che con questo traversone trafigge Tebaldi. Dopo il gol la Belfiorese continua ad attaccare, azioni verso la nostra area abbastanza confuse e elaborate che riusciamo agevolmente a neutralizzare. E finalmente si vede un'azione del team soave per Pasini che la mette al centro, Brighente mette fuori. Poco dopo usufruiamo di una punizione, batte Salvagno, il tiro è messo fuori dalla difesa, sul calcio d'angolo successivo nessuna novità. Rimessa della Belfiorese, Belfanti recupera, la mette al centro e Brighenti l'appoggia per Maragna. Punizione per la Belfiorese, Belfanti respinge, Montolli la mette sopra la traversa. Pulvere per Salvagno che tira, Ambrosio cade in area, poi la palla è recuperata da Pasini che la mette per Belfanti, sul suo tiro c'è una respinta che passa davanti a Ziviani e finisce a fondo campo. Discesa di Centomo sulla destra del campo che la mette per Zacchiroli, ma c'è Diane in fuorigioco. Ma in questa azione arriviamo al pareggio, Olivieri per Ziviani che crossa verso il centro, la difesa ribatte, Nardi recupera e insacca. Alla ripresa rischiamo di andare in vantaggio, Belfanti per Ambrosio che la mette per Soave che con un colpo di tacco lo serve, il tiro è leggermente al lato sinistro della porta. Discesa della Belfiorese sulla sinistra del campo e cross verso il centro, Olivieri alza la palla di testa e impedisce a Diagne il raddoppio. Ed è ancora Olivieri che batte questa punizione verso il centro dell'area, Soave colpisce di testa, mette ampiamente a lato. E gli attacchi si susseguono da tutte e due le parti in continuazione, senza risultato, stavolta Tebaldi para a terra. E anche da questo calcio d'angolo non otteniamo granché, dopo qualche passaggio Olivieri tenta un tiro dalla distanza che finisce alle stelle. E dopo questa azione che parte da un altro calcio d'angolo, dopo qualche ribattuta l'arbitro fischia e chiude il primo tempo.
Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Il Santa Lucia comincia attaccando, lancio di Olivieri per Pulbere che la mette per Ambrosio, il gioco viene fermato per un millimetrico fuorigioco. Ed è ancora Santa Lucia, viola per Ziviani che centra, la palla colpisce in faccia a Toffali e il gioco viene fermato un'altra volta. Prima sostituzione per il Santa Lucia, S. Ziviani ed entra Varano. E poco dopo c'è questa discesa di Mettifogo che la passa a Centomo. Centomo farà un cross verso il centro dell'area e Diaghe, pur contrastato da Benfalti, riesce a metterla dentro. Alla ripresa c'è una punizione per la Belfiorese battuta da Piccoli, la difesa mette a fondo campo. Poco dopo il team sostituisce il portiere, Tebaldi viene sostituito da Peritore. E Peritore viene impegnato subito su questa discesa di Diagne che si libera della nostra difesa, riesce a tirare, Peritore ci mette la gamba, poi la difesa spazza. Sostituzione anche per la Belfiorese. La Belfiorese ci prova ancora dopo questo cross con Pernigotti, colpo di testa debole che Peritore para. E le sostituzioni per la Belfiorese continuano, mentre il team per pareggiare si espone anche ai loro pericolosi contropiedi. In questa azione è Toffali che si lancia sulla sinistra e fa un traversone per Ioro, fortunatamente la mette alta sulla traversa. Ma proprio nel momento di maggior pressione del Bevilacqua c'è questo lancio di Olivieri verso Varano che tira fuori il coniglio dal cappello, fa un gran tiro, palo gol e siamo in pari. E poco dopo alla ripresa Varano ci riprova, battuta di Peritore e colpo di testa di Soave che lancia Varano, il suo tiro è fuori di poco. E ancora sostituzioni nella Belfiorese, le sostituzioni non sono fortunate, discesa di Belfanti, il passaggio a Riva che la mette per Soave che si libera di difensori e la mette dentro. Siamo alla fine, si giocano i minuti di recupero, anche questa punizione non è fortunata. Le preoccupazioni che avevamo dopo il 2-1 le ha dissolte Varano con quel gol fortunato, la fortuna aiuta gli audaci, ci siamo riscattati con la prodezza di Soave, portiamo a casa i 3 punti e speriamo in un buon campionato.